Buongiorno a tutti, siamo con Paolo Maule. Buongiorno. Come prima cosa, Paolo, ci siamo lasciati che stavi approntando la scrittura di un libro. Prima cosa che ti chiedo è stato partorito, è uscito questo libro? Il libro è stato partorito nell'attesa dei lavori e è uscito, ora è attiva una campagna di crowdfunding per arrivare alla pubblicazione su Book a Book. Bene, che ti linkerò qua sotto in modo che i nostri clienti possono comunque andare a vedere e partecipare a questa campagna. Da lui abbiamo installato un impianto sfruttando il super bonus 110. Quindi siamo a Padova e da lui abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 6 kW con ottimizzatori di potenza, con un doppio sistema d'accumulo al litio per una capacità totale di 27 kWh e un sistema ibrido per riscaldamento ed acqua calda sanitario della Daikin da 8 kW. Allora, è passato qualche mese da quando abbiamo progettato il tutto, Paolo. Sì, sono passati. Mi era appena uscito il decreto, non so cos'era, appena dopo il lockdown, credo maggio, giugno. Sì, inizio estate, esatto. Sì. Gli impegni che sono stati presi poi dall'azienda sono stati tutti rispettati. Compreso quello che ovviamente stava più a cuore, che era l'aspetto economico del 110. Sei soddisfatto di come abbiamo installato l'impianto, dei lavori fatti in casa? Assolutamente, il lavoro è stato fatto a regola d'arte, c'è stata una buona, anzi direi ottima competenza, anche dialogo con le varie figure che sono entrate durante l'attività. Ovviamente ci sono stati problemi, ma sono anche stati risolti, c'è stata sempre apertura per qualsiasi problematica, chiarimento e necessità, c'è sempre stata disponibilità, ecco, questa è la parola giusta. Bene, adesso Irene ha detto che hai il tuo nuovo giochino, no? Il tuo nuovo videogame da poter utilizzare, quindi... Allora, adesso oggi è una bella giornata di sole e io dal mio giochino sul cellulare posso vedere in tempo reale i consumi e la produzione del sistema. Ok. Adesso sto producendo 3,8 kW perché la giornata è leggermente velata e già adesso a febbraio, in una bella giornata di sole, arrivo già a una produzione quasi di 5 kW all'ora. Giostrato bene l'accumulo, si riesce a scaldare la casa sia di giorno che di notte, quasi esclusivamente se la temperatura non diventa troppo bassa in elettrico. Inoltre l'applicazione può farmi vedere esattamente i consumi che ho durante la giornata. Blu è il consumo della casa, verde quanto viene utilizzata e caricata la batteria, giallo il solare e grigio l'acquisto. E io posso isolare sull'applicazione solo l'acquisto e questa è solo l'energia che ho acquistato in questi giorni molto freddi. Cioè ho un picco la mattina e basta, insomma, diciamo che nonostante la stagione non sia delle migliori, sono a 1/3 dei consumi precedenti. Bene, quindi obiettivo da marzo-ottobre, indipendenza, autosufficienza energetica. Assolutamente. La cosa che mi piace dell'intervento che abbiamo fatto è il fatto che io e te ci eravamo visti, credo un paio d'anni fa forse, non appena avevate preso questo immobile, per poter ragionare su un intervento che ovviamente era un intervento molto più piccolo rispetto a questo, perché volevi installare le energie rinnovabili su casa tua. Quindi super bonus che cade a fagiolo e che ti permette finalmente di avere questo impianto grazie all'incentivo dello Stato. Esattamente, è stata veramente una grossa opportunità, anche perché era da parecchio tempo che desideravo passare all'energia verde, insomma avere l'autosufficienza, e questo è stato un bellissimo, reale e concreto
supporto che è stato dato. Bene. Paolo, grazie della tua testimonianza, servirà grazie a voi del lavoro ad altri clienti che magari vogliono fare questo passo e che ovviamente devono sbrigarsi se lo vogliono fare, perché i tempi della normativa, ahimè, sono stretti, se appunto non verranno ulteriormente prorogati. Quindi grazie, goditi il tuo impianto, se hai bisogno sai che siamo a disposizione. Grazie.